Giovani lavoratori ma più poveri, gli stipendi degli under 30 sono più bassi degli over 65 impiegati. L'analisi per il Padovano arriva dall'elaborazione dei modelli 730 pervenuti ai CAF della CISL, che ha rilevato come negli ultimi 3 anni i giovani hanno perso 3.000 euro circa di reddito medio complessivo, mentre i redditi degli over 65 sono rimasti più o meno stabili. Molto dipende dalla pandemia, che ha cambiato le regole del mercato del lavoro, spiega il segretario CISL di Padova e Rovigo, e dal precariato sempre più diffuso. Continuare col precariato e andando avanti per questi giovani che poi sono anche quelli più deboli all'interno del lavoro e soprattutto con contratti anche part-time, questo fa sì comunque che ci sono stati molti meno soldi, tenendo presente però comunque che soprattutto nel 2020, anche col lockdown che ci ricordiamo tutti, c'è stato anche un utilizzo massiccio, doveroso peraltro, di casse integrazioni e fisse col blocco dei licenziamenti, quindi comunque si prendeva meno. Però questo trend sta continuando anche nell'anno successivo, in quest'anno, quindi è quella la preoccupazione, che non si riesce a invertire. La pandemia non ha solo aumentato il divario salariale di genere, ma anche quello generazionale. Secondo la CISL, molto ora dovrà fare la politica, a cui si chiede un maggiore interessamento in questa campagna elettorale agli interventi sul mondo del lavoro. In Italia si parla tanto di salario minimo, non è un problema di salario minimo, è un problema di questione salariale sul salario povero, perché ci sono tutti, tra virgolette, voglio dire escamotage, ma c'è tante possibilità tipo con tirocini, stage, anche creazione di partite IVA ad hoc per mascherare il lavoro in realtà il lavoro indeterminato ma dipendente, e questo noi dobbiamo contrastare.